87-79. Prima sconfitta esterna del girone di ritorno per i ragazzi di coach De Raffaele sul parquet avversario di Varese. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che Varese abbia meritato questa vittoria, è stata avanti per praticamente tutta la partita, anzi senza praticamente. Credo che la differenza l'abbia fatta la continuità di energia che Varese ha messo in campo durante tutti i 40 minuti. Noi l'abbiamo fatto soltanto a strappi e soltanto quando dovevamo rincorrere, giocando anche con quintetti molto atipici. La squadra è stata comunque solida in partita, mantenendo il suo secondo posto in classifica. Abbiamo costruito, credo nel momento della rimonta, quando sono tornati a -6, -7, anche dei buoni tiri per rientrare a poco più che in un possesso, ma non li abbiamo segnati. Varese è stata brava a strappare ancora, noi siamo aggrappati un po' a dei quintetti molto piccoli, cercando di aprire un po' di più il campo, perché cercare di recuperare, ma ripeto, abbiamo costruito tiri che non sono entrati e Varese invece è stata molto brava a ricucire. Credo che siano state due prove importanti da parte dei giocatori di Varese, soprattutto Arci e Avramovic, o comunque una prova difensiva, leggetela come volete, che ci appartiene poco, perché 87 punti non ci appartengono molto, quindi credo che sia stato merito certamente di Varese, un po' di merito nostro nel lasciare alcune situazioni di uno contro uno.